Buongiorno, benvenuti a tutti, siamo pronti. Allora, molti di voi ci hanno chiesto, ma chi siete? Chi siamo? Nudo. No, vabbè. Allora, noi siamo qui perché abbiamo fatto qualcosina sui social da qualche anno. Praticamente abbiamo questa passione della cucina. Allora, 3 cose vi perseguitano. La cucina, il cognome, Gran Villano, e la Germania, poi vi spiego anche il perché. Però questa passione, in realtà YouTube è arrivato in Italia nel 2008, che anno è passato. Nel 2009, grazie a una conoscenza di un signore che lavora su Google, c'era l'esigenza di fare questi, diciamo, canali YouTube oggi conosciutissimi, lifestyle, e quindi ho iniziato a cucinare. Infatti la prima esperienza su YouTube si chiama La ricetta per te, ad oggi un canale di 30.000 iscritti, abbiamo dei video abbastanza virali. Però dopo questa esperienza si è tramutato in un altro canale che si chiama oggi Ricette Flash. Quindi sono qui grazie a questo canale. Il pensiero era questo: qual è la ricetta di vittoria? Voi che ne dite? Qual è una ricetta? C'è? Vabbè. Ecco, questo è un po' di parte, sembra. Capuliato, vediamo. Poi lei, qual è la ricetta di vittoria? Oh, lei è venuto... Allora, siamo contenti che è qui con noi. Allora, in realtà a Vittoria non c'è un piatto assoluto. Ecco, Gualtiero Marchesi alla domanda, mi dica la ricetta più buona che hai mai mangiato. Ho detto, non lo so, vediamo, quello che vedo dalla vetrina, se mi emoziona farò un gran piatto. E lui ci riusciva, noi ci proviamo. Vittoria in realtà ha un'influenza molto antica, perché se pensiamo Vittoria non è solo Vittoria, abbiamo anche questa Scoglitti. A Scoglitti abbiamo anche un'altra realtà archeologica, una Gorà. Ecco qui che vengono le origini ancora più vecchie di quello che noi possiamo pensare, quando molto probabilmente con le altre agorà c'era del commercio, e per questo Vittoria ha un'influenza che scende da Trapani, Agrigento e viene qua. Le invece influenze più moderne, più contemporanee sono legate più a Catania, alla zona da questa parte. C'è anche un motivo perché Vittoria preferiva andare da questa parte, no? Vittoria, Gela, Licata, questi erano dei legami un po' più antichi di oggi, proprio perché non dovevano superare le montagne. Anche Marco Failla ha detto la Valle dell'Ipperi, noi in realtà siamo un paese che viviamo grazie a una valle. Ora, ovviamente, poi si è andato a evolvere la cosa, ovviamente la valle ha l'acqua, ma non è che è così semplice coltivare, non per questo le contee Ragusa, Modica avevano già la pastorizia, e noi qui ancora cercavamo di trovare un'identità. Oggi c'è, ed è la coltivazione del pomodoro, degli ortaggi, la città degli ortaggi, e abbiamo qui queste cose bellissime, spettacolari, conosciute in tutta Europa, vantate, dobbiamo essere contenti, dobbiamo farle conoscere. Quindi, allora, come si fa a cucinare questo riso? Allora, riso Roma, riso chicco rotondo, non lungo, riso che scuoce. Adesso gli altri elementi principali sono 3. Un brodo vegetale come si deve. Salutiamo a tutti. Abbiamo l'uva? No. Poi ci serve dello zafferano. Sì. E poi, siccome in Sicilia l'arancino, la pasta dell'arancino non è gialla, ma arancione. Questo... Perché tanto tempo fa ci mettiamo 2 cucciare di salsa. Bravissima, quindi i 3 elementi principali sono quelli. Ora sul sale fate voi, perché ci sono anche lì discorsi, chi dice sì, chi dice no. No, io sono per il no sale, perché se fai un brodo giusto c'è il sale del brodo, quindi non c'è bisogno. Siamo a quel punto. Quindi preparazione, la ricetta che mia madre mi ha dato è 1 chilo di riso e dobbiamo mettere 2,5 litri di liquidi, quindi giusto 1 litro di brodo, 1,5 litri d'acqua, no sale, e poi possiamo mettere qualche cucchiaio di salsa. Che riso usare per gli arancini? Infatti, ma tu che riso usi? E vediamo, chiediamo. Che riso usiamo? Mamma, tu? Carnarole, mamma. Carnarole, è una bella risposta, molto versatile, un riso pregiato. Vediamo. Amidoso. Va bene. Tu? Io ho preso il riso Roma. Riso Roma. Proprio per essere anche nella questione, una ricetta siciliana che prende una varietà di riso che si chiama da un'altra città. Comunque deve essere un riso che, scusi, deve scuocere un po', perché se è quello che troppo tiene la cottura. Allora io quando faccio gli arancini, che li faccio una volta a una volta a faccio metà arborio e metà Roma. Andiamo a fare il secondo passaggio, quello di realizzare quello che ho ideato, diciamo semplicemente, un ragù di ortaggi. Siamo nella città degli ortaggi, quindi meglio di questo. Quindi abbiamo elementi belli, freschi, invidiati. Prendi un peperone di questo.
con un po' di brandy. Poi noi pensiamo sempre una cosa molto particolare, che se vai in Nord Europa noi pensiamo sempre o furno, cino, essiccato, no, crudo, cioè tipo agli asili Sì. nido in Germania danno ai bambini un quartino di peperone crudo, ecco, qua i brucini. Mischine. No, sono contenti, sai, cetrioli, peperoni. Poi un altro elemento importante di questa ricetta è la melanzana, che in questo caso andiamo a scegliere questa qui, proprio perché questo che ho preparato a casa abbiamo fatto un soffritto iniziale, ora lo facciamo pure, e poi le melanzane iniziamo dopo, quindi noi in realtà iniziamo al contrario, perché prima facciamo la melanzana Ok. soffritta, poi la appoggiamo qua e poi andiamo a realizzare Iniziamo la a base farla. del ragù, sì, ma il tempo c'è. Vabbè ragazzi, abbiamo tutto pronto, mal che vada, mangiamo e basta. La temperatura dell'olio deve essere massimo 160 gradi. A tagliare cookie stucco. Non ti piace? Abbiamo anche quello normale. No, no, va bene, va bene. Allora, quello da carne, potremmo anche usare questa se vuoi, lo vogliamo sbucciare? No, facciamo, guarda, no, con la buccia. Va bene, vabbè, facciamo con buccia. Io mi faccio Vedi, c'è guidare. croccante, no? Ah, qua è caldo, quindi ci siamo. Ok, quindi facciamo questo passaggio iniziale. Allora, abbiamo trovato l'olio, ringraziamo chi ci ha provveduto l'olio. Quindi facciamo al contrario, ecco il famoso, come si dice in Sicilia, facciamo questo qua a parte, a parte. Adesso un po' di Bisogna mettere la No, melanzana. prima un po' di cerasuolo, Ah, mettiamo un po' di vino, ok. Perfetto, perfetto. E il vino nella cucina, perché il vino nella cucina, Luisa? serve. Ecco, se pensiamo alle cucine europee, non è che in Spagna non ce l'hanno i mulinciane, non ce l'hanno i pipe, o in Germania non c'hanno le patate, nel senso, la differenza della cucina italiana è tutto qua, ne sta sfumata, il vino, la parte un po' dietro, la sfumatura. La sfumatura. Le 50 sfumature, Nuccia ha fatto pure Il libro. il libro di cucina, attenzione. Quest'olio Ok. terrato dice che tiene, va bene. Allora, qui ora noi mettiamo la salsa. Mettiamo E la dopo salsa. mettiamo la melanzana, Bravissima. ok. La melanzana è la parte Però finale. una secondo me bastava. Va bene. Viene troppo Va liquida. benissimo. Vediamo come ci giostriamo. Per me possiamo andare. Allora, altre domande su Luisa? Luisa, dai, Luisa. Allora, oggi mi ha chiamato mia zia, mi ha detto ma chi è che ha cumanata, ma chi è sto fatto? E poi, dopo, terza frase, la mio Facebook invita a Luisa. Ciao zia, non lo so, abbiamo un cameraman, Lo so. Ah, ecco. Ah, tua zia, No, Rita. la zia, anche la zia è qua, però c'era l'altra zia, Tina. Ciao zia Tina. No, perché siccome mio padre ha fatto l'invito, ha detto venite che si mangia, però non si capiva. Era doppio gioco. Forse pure una è tanta, vabbè. La Allora, maffare Andrea, ma sigilli. secondo te quando la dobbiamo aggiungere la melanzana? No, adesso spezziamo. Ok, La vai. melanzana tu la lascerai all'ultimo, è il confetto, è il confetto. Ah, ok. Allora, spezia. Come li chiami questo? Ah, questo anice. Per me chi si offre nuccio? Un finuccietto, allora, finuccietto dappertutto. Allora, il nostro ragù qui della zona è con finuccietto, la noce moscata e mettiamo anche la cannella, d'accordo? Lei che dice? Troppo Ci sta, aperitivo? vai. Vai. E questi togliamo pure. Ecco, già. Mettiamo buon punto. Ma adesso ci prepariamo anche sale l'abbiamo messo, No. sale, non sale? Un po' Non di sale, vai. Vai. Ma tanto questo è di prova, è un testing che non assaggerete mai. Ci siamo. Che mi veniva in mente, no? Dimmi. In questi giorni, quando Che siamo ci metti? andati. No, mi viene una cosa. Il no? raviolo. Quando noi andiamo a riunione, no? Se io disse per queste parole finger food. Sì, Ita. Sì, ma che sono queste cose? No, ma che? No, ma Street food. nel nostro mano food. Mano Cioè, food. che fing significa che è letterale. Lo so, cioè nel senso, ma io non sono abituata a queste cose, no? Vabbè, il finger food è tipo tu vai lì. Mangiare c'è con le mani, no? l'aperitivo. E Sì, poi ma- diciamola quella che ha inventato queste cose. Ma sai che sono fastidiosi? Quando lavori in un ristorante. Inventarlo, i cose, i nonni inventare. Ora in questa parola finger food. E sai che è sta cosa? Sì, va. Però adesso Vedevo sulla panatura, ad esempio, che dice che la portò Federico II di Svevia. Non abbiamo capito per chi viene in Sicilia. Però diciamo lui è un po' il nostro Elon Musk della Sicilia, dove vai e vai, pure nelle ricette, Vediamo come invenzioni, sape. palazzi, castelli, porti.
Non lo so, o erano un team. Curava gli artisti e quindi aveva pure i cuochi. Andrea, vai, che qua sei pronto. Mulungiana. Allora, altre domande? Ma che è successo? Sì, abbiamo bisogno di 3 persone, anche 4. Allora, la tecnica per fare le arancine. Praticamente bagnarsi le mani. Vediamo. Poi appiattire. Bello vivo. È freddo. Ora capisco perché viene ammescato. Vediamo. Poi ripieno. Poi questo qua è il trucchetto, se fa la punta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi questo è ta. Il maestro Però No, maestro, che ieri sera mi paglia tempo. Ieri sera al posto di meditare su quanto è bella Vittoria, faceva arancini. Allora, Luisa invece è una staccanovista, perché poi la perfezione, vediamo. Che poi Luisa ancora non film non mascolo sto arancino. ti dici che è mascolo. Allora guarda. Sei l'origine sul Lausano. si chiama arancino. No, è mascolo poi bello, l'ha detto che a me è console. Allora, chi da poetessa lo sapete? Vulcano. Un cibello. Allora, la parte finale, quindi dicevamo che poi questa ricetta inizialmente era fredda o senza panatura, poi è nato l'elemento panatura, quindi super plastic free, perché se la dovevano portare in campagna, no? I nonni ce l'avevamo che partivano il lunedì e tornavano nel fine settimana. Buonasera. E quindi la panatura semplicemente si fa senza uova, no? Ecco Perché, qua. allora, si può fare pure con le uova. Però è come se per fare un muro lei ci mette la resina, no, sono due, non può. Cioè, poi tra l'altro se ci pensiamo, le arancine hanno tre Certo. garanzie, prima perché il riso, poi perché c'è la pastella, poi c'è un pangrattato, quindi siamo sicuri che non si avessero a spaccare. vengono bene. Vai Luisa, guarda il fotografo. Allora questa è l'esposizione, ora arriva il momento Devi vostro. aiutare la signorina. Speriamo. Ti pigli l'arancino. Questo per fedeltà. Prego, grazie. Allora, la questione tempistica abbiamo dovuto infornare, ragazzi. Tra l'altro la friggitrice era piccolina. Allora, Marco Feilla, facci un responso. Che ne pensi? Così? Ma intanto come è fatto? Io ancora non l'ho capito. Ma lei non c'era. Allora, abbiamo fatto qui il ragù di ortaggi. Peperone, melanzane. Sì, allora, sì, siamo partiti di cipolla, poi carote, sedano, peperoni. Fatto un po' stringere a parte. Vittoria però degli ortaggi. Vittoria 97019. No, se non dire sempre provincia del Ragusa perché 97019. È calda, Pronto? Sì, e abbiamo tutto qua. Poi abbiamo messo le melenzane che avevamo frutto a parte e un po' di salsa ibla che tu sei. Quindi hai fatto capire Ambascio. che oltre al ragù c'è pure l'ortaggio, Sì. no? Non lo so se Questa è tanti piccolina. forse se ne andranno dopo a cattare se con il ragù. Prego. Perché se arresta un resino. Andiamo alla buona riuscita. Allora, Marco Feilla, per lei l'arancina è mascolo o femmina? Io l'ho detto l'altra volta, è un'arancina. Vabbè. Lei è Giovanni Vircatavola. Va, è mio zio. Quindi basta. L'ho detto pure. Sì, l'ha detto. Allora, quindi per lei è rotonda? Basta, non c'è. Per te perché è pizzo? Non lo so, noi abbiamo fatto. No, noi l'abbiamo fatto sempre così, a punta. Mia nonna Non lo so, se non le calatina piace il li faceva pistacchio era per mettere un po' di proteine. Se non le piace il pistacchio mi Al dispiace. girone a punta. Vittorio, lei vede tu una loro arancine. No, tondi. Ma allora, rotondo è anche una scelta sostenibile perché i figli ci sono meglio. Lo so perché mia nuora. Abbiamo realizzato questo arancino maschile, femminile, ancora non lo sappiamo, dove abbiamo messo all'interno un ragù di ortaggi. Quindi grazie a tutti, alla prossima, ciao.